Colpi, calci, spallate, la pretesa di entrare nelle case per violarle, per razziarle. È il video che documenterebbe l'ultimo furto messo a segno ad Albettone. E oggi il consigliere regionale Gio Formaggio, dall'area berica colpita dai predoni in questo periodo festivo, davanti a un cancello con un lucchetto lancia il suo anatema ai ladri. Che la proprietà privata è sacra e inviolabile. Nessuno può venire a casa nostra a buttarci giù le porte, a portarci via tutto. Basta, è ora di finirla. Mettiamo in campo qualsiasi deterrente per eliminare questi maledetti delinquenti. Sono settimane che il Basso Vicentino, in particolare l'area berica, è sotto attacco da parte di alcune bande di delinquenti e l'ex sindaco sceriffo di Albettone auspica interventi decisivi a livello politico. Non se ne può più, ogni santo giorno 1, 2, 3 abitazioni svaligiate nell'area berica, nel mio comune, nel Vicentino, in tutto il Veneto. Abbiamo telecamere, abbiamo lucchetti, abbiamo inferiate, però questo non basta. Abbiamo le forze dell'ordine sul territorio e non basta ancora. 4 manipoli di banditi che mettono a repentaglio le nostre abitazioni, la nostra sicurezza. Dobbiamo usare maniere forti e fargli pentire di venire a delinquere in Veneto.